Nessuno se lo aspettava stamattina. Ripiegherai su ciò che è stato pubblicizzato. Ma prima di dirvelo voglio che lasciate un like per ricevere le principali novità dal Napoli. Nel corso di un'intervista ad Antonio Giordano, in corso sul Corriere dello Sport, durante la trasmissione di Forza Napoli sono emerse storie molto interessanti. Tanti i temi trattati da Radio Marte, tra cui l'importanza della partita di domani contro l'Atalanta, decisiva per le ambizioni del Napoli di qualificarsi alla Champions League. Il nostro impegno per questa partita è massimo e siamo consapevoli dell'importanza di questo momento. Simeone, secondo Giordano, si vedeva spesso allo stadio per accompagnare il Napoli nelle fasi cruciali della stagione. Si è parlato anche del ruolo di Lindstrom, evidenziando la sua voglia di dimostrare il suo valore in questa fase delicata. Spalletti e il suo ruolo da dirigente al centro del discorso, con alcuni aneddoti molto interessanti che ne illustrano l'importanza. Inoltre sono state esaminate le possibili strategie offensive del Napoli, con particolare attenzione al possibile inserimento di Simeone. Commenti e opinioni sono stati condivisi, ma per maggiori dettagli consulta gli articoli esclusivi sul nostro sito web. Restate sintonizzati per le prossime novità. Forza Napoli per sempre!